un'altra nuova proposta, un altro giovane amico, Pepe Maurizio, 23 anni, di Roma. Anche lui canta una canzone dal titolo molto particolare, si intitola Vergogna e tratta un tema in questo momento purtroppo importante e scottante. Parla del razzismo. Sì, questa canzone si ispira a un episodio di razzismo realmente accaduto, in cui questo razzismo verso questo extracomunitario ha provocato, diciamo, ha messo in risalto l'indifferenza e la grettezza di alcune persone, perché infatti c'era un extracomunitario che aveva una moglie molto malata e aveva chiesto aiuto affinché fossero prestati dei soccorsi. Questi soccorsi non sono mai arrivati e in realtà attraverso la loro indifferenza hanno decretato la morte di questa persona. E il testo e la musica sono tuoi? Sì, questa è una canzone che ho scritto già 3-4 anni fa, anzi più precisamente nell'89, 4 anni fa, perché è un problema che mi sta molto a cuore e che lo sento veramente. Non lo faccio solamente, diciamo, per mettere in risalto, per cercare di sensibilizzare le persone in maniera falsa, ma io ci credo veramente in questo problema e spero che ci sia altra gente che ci creda come me e possa lottarlo. Su chi vive ma non sa che la morte non ha cuore, non ha fede né colore. Il disprezzo annienterà ogni amara verità di chi in nome della pelle si è macchiato di razzismo. C'è una donna in agonia, ma che idiozia voltarsi e poi andare via. Se il dolore aumenterà, sarete voi, vigliacchi a ucciderla, amore mio. Ci sono io, la sua morte inciderà, il suo marchio in voi sarà l'ossessione di ogni sogno, e per l'eternità con voi stessi avrete un pegno. E il rimorso scenderà, sogno oscura infamità di chi senza alcun ritegno, discriminando anche Dio, ha ferito tutto il mondo. Sporco negro vai via, a noi che importa se tua moglie morirà, ma lei è come tutti noi, negando lei rinnegherete anche voi. Sbagli di Dio, lei sta pagando la sua identità con l'inferiorità, pazzi, buffoni e falsi complici di questa è realtà, che nulla ruba luce agli occhi tuoi, ma non creda, amore mio, rispondi, non sento il tuo respiro, no, te ne sei andata via, ma l'anima che al cielo va è nera, sai, è pura immagine vivrà, è una realtà, la lotta illusi e perso mai. Accanto a me oggi Siterri. Ciao. Ciao.
Tu hai 21 anni, sei di Roma. Sì. La tua canzone ha un titolo molto particolare. Perché un angelo non può morire? È una domanda o è un'affermazione? Potrebbe essere una domanda o un'affermazione, però è il sunto di tutta la mia canzone. Cioè, in queste parole si racchiude tutto il significato della mia canzone. Il significato è un po' complesso. Vedi se molto succintamente puoi parlarcene. Allora, praticamente è una storia d'amore finita e questa donna si rivede in un angelo e come un angelo le sue emozioni, il suo amore, le sue sensazioni non moriranno mai. Io che ho visto tanto, anche quando non volevo, chiusa in casa senza amici, a girarmi nei perché. Io che ho cercato amore, anche quando non volevo, per sentirmi sempre viva, come un angelo nel cielo. Adesso voglio di più, ho tutto, manchi tu, ma posso ancora tornare insieme a te, perché un angelo non può morire. Tu hai nato sulla città, perché un angelo non può morire. Ci sta cercando qua e là, un angelo non può. Oh, non ti ho mai capito, anche quando lo volevo, per sentirmi sempre io, senza un'anima né Dio. Ed io rimango qui, con 2 monete di solitudine, guadagno una libertà che mi corrode l'anima. Adesso voglio di più, ho tutto e manchi tu, ma posso ancora tornare insieme a te, perché un angelo non può morire. Tu hai nato sulla città, perché un angelo non può morire. Ci sta cercando qua e là, un angelo non può morire. Segui ovunque vai, perché un angelo non può morire. Ci sta cercando e non lo sa. Un angelo non può morire, vola in alto sulla città, un angelo non può morire, ci sta cercando qua e là, qua e là, qua e là, un angelo non può. Vincenzo De Mitis, un giovane interprete di 26 anni di Roma che canta una canzone dal titolo Amica. Un giovane interprete, parlaci un po' di te, di questo tuo amore per la musica. Ma diciamo che comunque è nato fin da bambino, insomma. Poi con il passare del tempo, avendo fatto abbastanza esperienze sia a livello regionale sia a livello nazionale, sta diventando sempre più una convinzione, magari di poter fare qualcosa di buono, lavorando giustamente moltissimo, cercando insomma di tirar fuori il meglio di me, anche non essendo cantautore, come interprete, presentandomi come interprete.
Amica, dove vai? La notte non ti vuole, permettimi se puoi di farti compagnia. È stata una fortuna averti ritrovata, chissà per quanto tempo staremo insieme ancora. Se passa in fretta il tempo, prendiamoci per mano, su queste vie di ghiaccio si scivola soltanto. La gente che ne sa, la gente passa e va, ma volerò con te e non starai più sola, e scriverai nell'aria un'altra poesia da leggere la notte solo a me. La vita è una partita, giochiamola noi due, amica, se tu vuoi. La tua malinconia la prendo un po' con me, la metto con la mia, in cambio io vorrei soltanto un po' di te. Se passa in fretta il tempo, prendiamoci per mano, su queste vie di ghiaccio si scivola soltanto. La gente che ne sa, la gente passa e va, ma volerò con te e non starai più sola, e scriverai nell'aria un'altra poesia da leggere la notte solo a me. La gente che ne sa, la gente passa e va, ma volerò con te e non sarai più sola. Gianfranco Lacchi con Il traguardo della verità. Le storie si incollano alle dita quando torniamo a vivere l'istante, il primo momento della vita che ci ha chiesto il conto, che non ci ha dato il resto, che non ci ha dato il resto. No, e non sappiamo cosa, non abbiamo un cuore tanto grande da poter spaccare, da poter spaccare il dolore e l'ansia che ci vuole dentro, quel chiodo che ci tiene fermi, che ci tiene fermi, non ci fa volare, non ci fa cantare, l'arrivo in cima e in alto mare, dalla testa su, dalla fatica, le mani affondano dentro l'anima, per cercare il coraggio che giorno dopo giorno, passo dopo passo,
traguardo della verità. Ci porterà, sbaglio dopo sbaglio, muro dopo muro, la nostra strada ci apparirà, ci apparirà. Quando poi i pensieri si riposano, finisce presto quell'istante e torna il vento sulla vita che ci porta odori nuovi, che non ci dà il tormento, che ci sveglia presto per andare incontro a tutta quella gente che in sé la verità e la porta dentro per un'ora sola o per l'eternità, e la puoi cantare e la puoi gridare, ogni uomo un padre, un figlio da salvare e il suo pane è libertà. Quanta storia ancora dovrà passare, ma le mani sono tese là, perché giorno dopo giorno, passo dopo passo, al traguardo della verità si arriverà, sbaglio dopo sbaglio, muro dopo muro, la nostra strada ci apparirà, ci apparirà. La gente si divide per le strade, ad ognuno la sua strada. Quante strade nella vita. Qui accanto a me ho Stefania Gamboni. Ciao Stefania. Ciao. Senti, tu hai 24 anni, sei di Roma e canti una canzone dal titolo Voglio crederti. E tu sei un interprete e hai una bellissima voce. E quindi chi ti ha scritto il testo e chi la musica? Sono due fratelli, Marco e Roberto Pecci, con cui sto collaborando già da 7-8 mesi e trovo le loro canzoni veramente, veramente valide e comunque che rispecchiano un po' anche il mio stato d'animo, perché sono canzoni molto romantiche, tipicamente canzoni italiane, e io le sento molto. Quindi tu riesci ad esprimerle in un modo molto particolare, proprio perché si avvicinano alla tua persona? Sì, spero di interpretarle nella maniera più opportuna. Comunque io personalmente le sento molto. E cerco di esprimerlo questo, esternarlo. Riesci a metterti nei guai con donne che non parlano la nostra età. Ricordati quello che riuscivi a fare a me, il dolore che provavo se guardavi un'altra, una che non ero io. Ripensaci adesso che ti senti solo e non hai più con te quel gioco, ti accorgi che non è più tempo dei giocattoli. Presto o tardi telefonerai per parlarmi ancora un po' di lei. Ci univano quello che riuscivi a fare a me, il dolore che provavo se guardavi un'altra, una che non ero io. Ricordati adesso che ti senti solo e non è più con te quel gioco, ti accorgi che non è più tempo dei giocattoli. Voglio crederti, non riesco a immaginare che ora oscuri la via, che ipocrisia, amarti per colpa mia, e così tu resterai nascosto fra le nuvole.
della vita e delle cose che ci univano. Tutta l'aria che io respirai la conservo ancora dentro me, e quando il notte soffia sopra i sogni miei ritrovo te. Un libro che non si è mai chiuso, magari solo un po' sgualcito, e abbiamo ancora tutto il tempo per rileggerlo. Voglio crederti, non riesco a immaginare te. Male scuri la via, che ipocrisia, amarti per colpa mia, e così tu resterai nascosto fra le nuvole, e tornerai soltanto quando pioverà su di me. Voglio crederti, non riesco a immaginare che male scuri la via, che ipocrisia, amarti per colpa mia, e così tu resterai nascosto fra le nuvole, e tornerai soltanto quando pioverà su di me. Accanto a me ho un altro simpatico gruppo, è un gruppo che si chiama, ha un nome molto bello, molto particolare, Gialisse. Lui ha 28 anni, Ciao, io sono Fabio, sì, ho 28 anni. effettivamente pare così, Ammetto. ammettiamo. E lei ha 24 anni Confermato, ammetto, 24 anni. Ciao, ed è molto carina. sono Alessandra, ciao. Allora, tu vieni da Roma? Io sì, vengo da Roma, nato, vissuto, pasciuto, sto a Roma, sì. Alessandra viene da... Io sono veneta invece. Quindi Lei è veneta. Ah, hai fatto molta strada, come mai? Che fai qui? Beh, qui praticamente io lavoro, perché ho fatto televisione con Luna di Miele, Bellezza al Bagno, Gran Premio, diversi programmi televisivi come cantante solista e anche corista. Quindi hai molta esperienza. Beh, abbastanza. Abbastanza. Oltre a Gialisse, che è un bellissimo nome, anche il titolo della canzone è molto particolare. Infatti, come si intitola? Giuda Ballerino. Ed è praticamente un'imprecazione, come dire, porca miseria, come dire, non so, un'imprecazione qualsiasi. E parla di, tra l'altro noi siamo autori e compositori, Alessandra è coautrice del brano, e parla di un uomo ideale che si inventa una donna, che sogna una donna, che può essere anche un simbolo anche per lo stesso uomo, cioè un modo di emulare per lo stesso uomo. La melodia è sempre italiana ovviamente, con un testo che rispecchia anche le nostre tradizioni. Allora, ascoltiamola insieme e in bocca al lupo a entrambe. Crepi Lupaccio. Giuda Ballerino, Giuda Ballerino, Giuda Ballerino. Taglia a pezzi la strada scura, la tua Volkswagen bianca, punta di un diamante. Spada, non hai mai paura, sei un fenomeno che poi mi prende. Hai nel sangue l'avventura.
tra le giovani proposte abbiamo qui Eu di Roma, 26 anni, che canta una canzone dal titolo molto particolare, Dentro un mondo di sabbia. Che cos'è per te questo mondo di sabbia? Come mai questo titolo? Ciao a tutti innanzitutto, è comunque un mondo di sabbia, noi stiamo nella sabbia, soprattutto in questo momento così particolare. Comunque non dobbiamo perderci d'animo e dobbiamo salire con forza mantenendo i nostri valori più forti. Raccontaci un po' delle tue esperienze passate, sappiamo che hai fatto un album e hai avuto anche altre esperienze all'estero, vuoi parlarcene? Sì, ho realizzato un album nel 92 a ruota libera e praticamente con questo album ho fatto diversi passaggi televisivi e ho avuto anche un'esperienza all'estero e sono stato rappresentante italiano delle nuove proposte, come a Bruxelles, al festival Eurosong, e l'ho vinto. Così. Quindi la tua è stata una lunga strada, è stata abbastanza dura. Sì, è abbastanza dura perché in Italia anche soprattutto il campo discografico non è così facile da affrontare, comunque non bisogna mollare. Quali sono quindi le tue nuove prospettive? Ma le mie nuove prospettive intanto sono qui, è una bella esperienza e sto preparando un altro album e così si lavora, si va avanti. Isole nel mare, agitato, inquinato, noi ci siamo dentro, naufraghi qua e là, come pezzi di legno, di sabbia, vuoti abbandonati, tra la sabbia e una spiaggia di ragazzi soli, nell'intimità cerchi un'onda in piena che ti porti via, fuori dalla scena di queste città, di chi ha preso soltanto e adesso teme il fondo. Dimmi se anche tu cerchi un po' d'amore, dimmi se anche tu prendi fregature, spesso a questa età puoi trovarti sommerso in fondo, solo e perso dentro un mondo di sabbia, di sabbia. Sabbia, 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 copre gli occhi dei ragazzi estasiati per distrarsi. Sposto gli occhi miei dai sentieri di sabbia, dove tutti i giorni si spacciavano gioie e movimenti strani. Anche gli occhi tuoi cambiano di scena, non è un mondo di sabbia, orizzonti immensi attraverso quest'onda spumeggiante e pura, nell'intimità
esibizione ad una festa. No, questo è un rap per protesta. Questo è un rap per protesta. Contro la violenza, per l'onestà. Contro la violenza, puoi dire basta. Contro la violenza, per l'onestà. Contro la violenza, io dico quello che penso, quel che scrivo, quel che dico nel mio verso, che mi distingue da più di una persona, mi rende diverso. In un mondo dove regna l'incoscienza più assoluta e dove si vive in una vita mai voluta. Ma cosa ne pensi? Se pensi qualcosa del denaro, che in questo mondo è una cosa preziosa. Del tempo che passa, di un periodo che stressa, la gente che si vende e che si presta, gente che pensa solo a quel che gli interessa. Ma la vita è solo questa: traditori, trafficanti, spacciatori eleganti, persone arroganti, politici ignoranti. Questa è l'autodistruzione, se andiamo ancora avanti, perché davanti sarà la nostra tomba e quello che rimarrà di noi sarà soltanto una bomba. Credete questa sia un'esibizione ad una festa? No, questo è un rap per protesta. Contro la violenza, per l'onestà. Contro la violenza, puoi dire basta. Contro la violenza, per l'onestà. Contro la violenza, io dico tutte le guerre che ci sono, tu sai perché ci sono. Noi ce le creiamo, siamo noi che le vogliamo. Adesso vi chiedete il perché di questa frase. Io dico solo questo: possiamo cambiare le cose dando vita, vita, ma purtroppo troppi stronzi, sì, me ne sono accorto. Capire tutto quanto con 2 libri. Ma chi sei e cosa vuoi spiegarmi? La vita non ha solo suoi lati positivi. Può fare qualcosa, si vede da come vivi. E pensa alle persone che hanno bisogno di questa nazione, tipo di poveri mendicanti. Ce ne sono tanti, un uomo per la strada, la sua vita buttata. Persone con problemi dalla vita stroncata. Stupri, violenze, rapine, attentati. Le strade di oggi sono piene di drogati. La droga viene senza fare rumore, attraversando le persone, portando dolore. L'immagine di un ragazzo che si lascia trasportare di un effetto che io non ti so spiegare. Immagine sull'immagine, immagine cosa ti può spiegare. Farebbe riflettere, farebbe riflettere. Predicatore che dici di essere il nostro nuovo salvatore. Se non lo dici è uguale perché ce lo fai pensare. Credi, se preghi, ma fa la venita per favore. Con l'acqua santa il mondo è migliore, sono solo parole. Credete questa sia un'esibizione ad una festa? No, questo è un rap per protesta. Contro la violenza, per l'onestà. Contro la violenza, puoi dire basta. Contro la violenza, per l'onestà. Contro la violenza, puoi dire contro la violenza, io dico quello che penso, quel che scrivo, quel che dico nel mio verso, che mi distingue da più di una persona, mi rende diverso. In un mondo dove regna l'incoscienza più assoluta e dove si vive in una vita mai voluta. Dobbiamo reagire perché questo è il nostro mondo. Facciamolo insieme, facciamolo fino in fondo. Credete questa sia un'esibizione ad una festa? No, questo è un rap per protesta. Grazie. Grazie. Bravissimo Oliver, grazie. Allora, abbiamo iniziato benissimo, abbiamo terminato ancora meglio, abbiamo ascoltato così 20 brani, tutti rigorosamente cantati dal vivo. Ora chiedo alle assistenti della Up and Down di ritirare le schede delle votazioni per avere un risultato. Sicuramente la giuria avrà tribolato un pochino perché tutti i nostri cantanti erano bravissimi. Allora, mentre attendiamo la risposta, io chiamo un'altra volta qui sul palco per un balletto, questa volta anche cantato, Enza Puma con Telefonarti. Amore, io
Teletelefonarti, Enza Puma, showgirl, ballerina, cantante. Complimenti, molto molto brava. Allora, le schede sono state ritirate, si stanno effettuando i conteggi e quindi tra qualche minuto cominceremo a scoprire questi finalisti per quanto riguarda l'Umbria e il Lazio del concorso nazionale Sanremo Famosi. Adesso abbiamo un ospite canoro, un cantautore molto molto bravo, si chiama Enrico Ciarallo con X. Sarà perché c'è il sorriso birichino, sarà perché va d'accordo con i miei amici, va d'accordo con i miei sensi, sarà perché non ha voglia di morire, sarà perché sceglie i frutti del futuro nelle mie mani. X mi hai fatto perdere la testa, X mi hai fatto perdere la testa, mi hai fatto perdere la testa, X mi hai fatto perdere la testa. Sarà perché ci diamo una marea di baci, sarà perché sfruttiamo a fondo l'illusione, immaginiamo poco e costruiamo tanto e poi ti bacio, bacio, bacio e intanto tu mi sembri l'Himalaya e poi ti sciogli tutta come neve a sole nelle mie mani. Mi hai fatto perdere la testa, X mi hai fatto perdere la testa, X mi hai fatto perdere la testa, X mi hai fatto. Sarà perché c'è il carattere istintivo, sarà perché adora andare in motorino, sarà perché va d'accordo con i miei amici, va d'accordo con i miei sensi, sarà perché non ha voglia di morire, sarà perché sceglie i frutti del futuro nelle mie mani. X mi hai fatto, visto mi lavori lenti e bianchi e mentre io ti parlo tu mi guardi, poi sorridendo mi volti la testa e ti vergogni. X mi hai fatto perdere la testa, X mi hai fatto. Grazie Enrico Ciarallo e ora abbiamo un altro ospite canoro. È un gruppo, sono i Fan che si presentano qui con un rock allegro, un rock un po' diverso e questa sera ci propongono il brano Tutto Normale.